Allora, Rosanna Vettella, a che cosa siamo arrivati? È stato molto interessante sentire. E sono emersi tanti aspetti, tanti ci sono spunti. tanti aspetti che secondo me è bene riprendere, anche perché non resti anche della confusione, insomma, no? Allora, parto da il fatto che le pensioni in essere sono pagate dai contributi dei giovani. Sì, se il lavoro dei giovani fosse un lavoro a tempo indeterminato, sicuro e continuativo nel tempo. Purtroppo, da quando è iniziata questa crisi e da quando poi è stato anche destrutturato, diceva, no? Le colleghe il diritto del lavoro, il diritto del lavoro, a un posto che si libera di un anziano che va in pensione a tempo indeterminato, guarda caso l'imprenditore, il datore di lavoro, ha più interesse a creare precarietà, no? E quindi i contributi, perché non ha neanche l'imprenditore certezze, valgono meno. E quindi il rischio è questo, è su questo che il governo deve fare leva per dare risposte davvero ai giovani. Poi nel pubblico c'è il blocco, quindi sì, quindi c'è tutto veramente un intreccio sfavorevole, no? Ai giovani, sfavorevole ai pensionati, sfavorevole alle condizioni del lavoro, che forse sarebbe veramente il momento di mettersi davvero intorno a un tavolo e chiarire bene tra governo e organizzazioni sindacali cosa vogliamo fare del futuro dei giovani, del futuro dei pensionati e delle situazioni reali anche di povertà o di difficoltà che ci sono attualmente. Il 2, c'è l'incontro Gentiloni, organizzazioni sindacali, questo noi lo vediamo come un segnale senz'altro positivo e vediamo come si può affrontare. Poi c'è tutto il tema, per esempio ogni tanto vengono fuori queste baby pensioni, sono state abolite nel 1995, no? Riforma Dini ha messo una pietra tombale su questa questione che non eravamo assolutamente d'accordo come organizzazioni sindacali. Sappiamo che ci sono stati anni in cui a una certa politica faceva comodo avere il consenso, no, di certi lavoratori del pubblico impiego, e quindi ecco, mettiamoci una pietra tombale, perché non possiamo continuamente tirarla fuori. Non ci sono più le baby pensioni, non ci sono più. Certo che ci sono pensionati con l'allungamento della vita, ma quello è il risultato di quelle politiche assolutamente precedenti, e così bisogna. L'altro fattore però che ha inciso negativamente, anche qua bisogna dirlo, dal 95 in poi, era che bisognava che partisse la previdenza complementare. La terza gamba. La seconda gamba. Diciamo terza colonna che è più elegante. Diciamo terza colonna che è più elegante almeno. Ecco. Cosa non c'era nessuna allusione. Allora, siccome in quel frangente non è stata resa obbligatoria la previdenza complementare, non se ne è fatto niente. Di fatto abbiamo ancora categorie e lavoratori che non ce l'hanno, e questo naturalmente crea disaffezione nel sistema pensionistico previdenziale, no? Perché chiaramente, se penso adesso al sistema puramente contributivo, no? di un giovane che vede proiettato la sua pensione nel futuro, e chiaramente mancando questo secondo pilastro che era fondamentale, questo dobbiamo dirlo sempre bene, no? Vede che la sua prospettiva è veramente perdente o negativa, e nella fase 2 del confronto fra le organizzazioni sindacali e governo uno dei punti è anche proprio questo, in cui vorremmo che finalmente questo obbligo ci fosse, nel senso che ci fosse un silenzio assenso, no? Ecco. E se proprio uno non la vuole, lo dichiara espressamente. Perché il rischio è veramente che i giovani preferiscano tenersi o dire mi tengo quei pochi contributi, no, non li metto, ma questo fa crollare tutto il sistema, quindi bisogna assolutamente
riprendere in mano questa questione e affrontarla seriamente se vogliamo dare un futuro ai nostri giovani. Io pongo l'obiezione, la pongo a lei segretaria, però partiamo proprio da questo, dopo tutti dite il vostro parere. Benissimo, per pensione complementare, quindi vuol dire che in qualche modo anche il lavoratore deve contribuire o no, che come funziona, perché l'obiezione è questa, tanti l'ho detto, io non mi sogno neanche lontanamente perché questo è quello che percepisco e di più non ce n'è, proprio neanche per arrivare alla fine del mese. È corretto questo ragionamento che viene fatto, cioè dovrebbe metterci un quid anche il lavoratore oppure no? Allora, è in parte corretto, il problema è un po' più complesso, nel senso che la previdenza complementare è normalmente di natura contrattuale, quindi discende da un accordo che viene fatto tra le organizzazioni sindacali e il datore di lavoro, l'associazione di rappresentanza del mondo del lavoro, e prevede una contribuzione da parte dell'azienda e una integrazione da parte del lavoratore. Questo prelude però a un rapporto di lavoro stabile. Quando c'è precarietà, quando c'è un tempo determinato, ma quando poi ci sono lavori interinali, non è possibile e non parliamo della giungla che c'è dai falsi tirocini, stage, eccetera, tutti questi ragazzi super laureati, masterizzati che vengono pagati a 400 euro al mese e così via. Ragazzi che hanno più di 30 anni. Ragazzi che ormai appunto hanno più di 30 anni e poi bisogna fare un ragionamento su che modello di sviluppo pensiamo possa avere il nostro paese o la nostra regione se non si investe sulla professionalità e sulla cura del lavoro. Ma stiamo sul tema delle pensioni, è chiaro che non viene meno la possibilità di costruire una previdenza complementare che era il presupposto della riforma Dini, come diceva Rosanna prima. All'epoca, quando si è passati dal retributivo al contributivo, si è costruito un meccanismo che avrebbe generato delle pensioni più basse. Non siamo ancora in questa stagione, ma tra pochi anni cominceranno ad andare in pensione quelli che sono figli di quella riforma e si troveranno con delle pensioni sensibilmente più basse dei propri colleghi che sono andati via con il sistema precedente. Si era costruita quindi, per questo il secondo pilastro, accanto alla previdenza pubblica, quello della previdenza complementare che doveva avere quelle caratteristiche. Ma la preoccupazione previdenziale in qualche misura c'è, solo che appunto non avendo lo sbocco contrattuale, cos'è che sta proliferando? Stanno proliferando le assicurazioni o i piani individuali fatti dalle banche, quindi un sistema privato che costa molto di più rispetto a quello contrattuale. Magari non sono i figli che possono permetterseli, sono i genitori pensionati che come al solito continuano a fare welfare di supplenza rispetto a un problema. Colgo però, visto che ho la parola, per un'osservazione rispetto a quello che veniva detto prima sulle riforme pensionistiche e in particolar modo sulla Monti-Fornero. Perché non si è trattato di una riforma pensionistica che aveva in mente e a cuore l'equilibrio del sistema pensionistico. Si è trattato di fare cassa sulle pensioni per quadrare il bilancio dello Stato. 80 miliardi sottratti alle pensioni e non finalizzate a pagare pensioni o a generare equilibrio in quel sistema, ma per politiche di bilancio, che è tutta un'altra cosa. Allora, se si interviene a gamba tesa sul sistema pensionistico, si crea non solo il caos di una riforma fatta in 3 giorni, senza il confronto con le organizzazioni sindacali, il dramma degli esodati, siamo all'8ª salvaguardia e ancora non abbiamo concluso di questa gente che per anni è rimasta senza pensione, senza lavoro, senza reddito. Ma si è creato anche una tale confusione all'interno del sistema pensionistico, disequilibri, che li stiamo ancora pagando. Per quello c'è bisogno di una riforma strutturale. Quando parliamo dell'aumento automatico della speranza di vita, è una cosa che era stata introdotta prima della Fornero, quando avevamo un'età pensionabile che era molto più bassa. È arrivata la Fornero, ha aumentato di brutto, violentemente l'età pensionabile, ma è rimasto in piedi quel sistema lì. Allora, non è che possiamo sempre andare in sommatoria peggiorando le cose, bisogna che ci fermiamo un attimo e che rivediamo, avendo in mente la sostenibilità di un sistema e quindi la sostenibilità delle pensioni e la garanzia per le giovani generazioni di una pensione che sia dignitosa, qual è un nuovo equilibrio?
ma non possiamo dire siccome c'è la legge e c'è l'automatismo e quindi deve essere applicato. No, o dire siccome ce lo chiede l'Europa, che è diventato l'alibi per tutte le nefandezze che si fanno nel nostro Paese. Io mi auguro che veramente il governo che ha sbagliato, no, rispetto a chiudere la porta sulla modifica dell'automatismo sulla legge pensionabile, il 2 dia segnali di apertura e che in Parlamento si possa modificare la legge di bilancio non in maniera strumentale, elettorale, perché appunto 6 mesi si va al voto e poi passiamo la palla al governo che verrà, ma perché ci si sieda a un tavolo con la volontà di andare a fondo, perché i lavori non sono tutti uguali e quindi c'è bisogno di introdurre una flessibilità sulle uscite, come c'era in precedenza. Assolutamente. Bisato, prego. Mi ritrovo, sono d'accordo, bisognerà arrivare anche, chi ne avrà la possibilità, la competenza, a mettere un eventuale tetto, perché l'aspettativa di vita, a parte che c'è stato 1 anno o 2 anni fa che non, 2015, non è nemmeno aumentata, anzi. Ma io le faccio un'obiezione Quindi ulteriore dell'aspettativa di vita, perché guardavo un po' i dati Istat, che c'è un'Italia divisa a metà, no? Abbiamo il Sud Italia che ha un'aspettativa di vita nettamente in mezzogiorno inferiore, ma abbiamo la Campania che è la più bassa in assoluto, il Nord Italia e il Nord-Est dove per fortuna è notevolmente più alta, per cui anche questo è sì, un è vero, aspetto... anche è più alta, però bisognerebbe cominciare a trarre anche una conclusione rispetto agli ultimi anni di vita, in genere possono essere anche in un'autosufficienza. Allora quello è una vita, ma non è certamente la vita nel pieno delle proprie funzioni, cioè bisogna anche qua recepire come dire, un modello di società che è cambiato negli anni, che è cambiato perché obiettivamente si vive di più, ma ci sono degli anni in cui certo non è una qualità di vita da mettere al paragone con quella che c'era magari quando avevi 20 anni in meno. Ecco, questo serve assolutamente un tetto, per cui anche aumentasse l'aspettativa di vita non è che si può arrivare all'infinito a prorogare il tempo in cui una persona deve andare in pensione. Ci stanno dentro tutti questi temi che abbiamo sentito prima, cioè io la mia prima introduzione era perché avevo sentito nella linea di indirizzo, cioè è chiaro che tutti ci aspetteremmo che il sistema potesse tenere andando in pensione relativamente giovani per dedicarci o dedicarsi, perché certamente non riguarda il sottoscritto in questo momento, è nell'età della maturità piena lavorativa, ma riguarda quelle persone che quando sono andate in pensione anche relativamente giovani per la linea di indirizzo comune si sono invece dedicate alla società civile, al volontariato, a forme di integrazione socio-lavorative che fanno bene alla comunità. Allora mettiamo in campo anche tutte queste istanze, facciamole veramente un ragionamento pieno che non sia solo il frutto di un momento storico in cui avevamo la lettera della triade europea che diceva o così o pomì, e a quel punto è arrivata come la mannaia una decisione che da un certo punto di vista ha fatto buttare il cuore oltre l'ostacolo. In genere la politica non ha il coraggio di prendere le decisioni, ripeto, ho usato il termine prima, draconiane, però quando fai un taglio netto così è chiaro che di mezzo ti trovi anche delle cose che non sono né bianche né nere, è il grigio che va gestito, è la politica che deve gestirlo, e quindi tutta un'altra serie di micro-medio riforme per tamponare le evidenti discrasie che sono venute fuori dall'applicazione della Fornero, cosa che ripete anche la Fornero stessa, ma che poi sappiano leggere i fenomeni anche, che sono quelli della non autosufficienza, che sono quelli di distinguere lavori da lavori, che sono quelli di distinguere ad esempio chi ha cominciato a lavorare prima dei 18 anni, è iniziata una discussione l'anno scorso che poi è entrata nell'APE in maniera molto, come dire, per inciso, invece dovrebbe essere ripresa in maniera molto più corposa, cioè c'è molto da fare, io sono per la concertazione e non per le decisioni prese così obtorto collo da qualcuno che fa poi subire l'altro. Ci debba essere da tutte e due le parti la buona volontà di trovare una sintesi per il bene del Paese e non per il bene di una categoria. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi appunto darò la parola anche cosa ne pensate i pensionati della UIL e gli altri, perché si aprono anche altre questioni interessanti. Pochi secondi.